Capitan Basso, brutta sconfitta domenica, come si riparte? Si riparte con voglia, con determinazione, e non dimenticandosi quello che è successo domenica, ma senza fare troppi drammi e cercando di fare subito una buona prestazione da domenica prossima. Tu che sei uno dei veterani di questa squadra, rivedendo anche quello che è successo domenica scorsa, ti viene in mente il passato del finale di campionato dove si è lasciato punti importanti? Sì, credo che quelle esperienze possano servire per non sbagliare ancora. Mi ricordo che allora, dopo aver perso col Prato, per esempio, siamo andati a Portogruaro volendo subito riscattarsi e pensando di dover vincere per forza la partita, e in realtà poi è stata persa in contropiede alla fine. Quindi credo che domenica prossima ci sia bisogno di calma e di comunque determinazione per cercare di vincere la partita, ma se non si riesce a vincere sarà importante anche non perderla. Esatto, Savona sarà un crocevia di questo campionato, è importante fare punti, contando che poi arriva l'altra parte, quindi un'altra partita dura. Le due prossime gare probabilmente decideranno il campionato. Ma io credo le prossime 4 decideranno il campionato, perché poi alla fine, e l'abbiamo provato sulla nostra pelle, non ci sono partite scontate o il cui esito sia già determinato a priori, quindi credo che insomma, abbiamo 4 partite da giocare, come ce le hanno anche le altre squadre, e nessun risultato è scontato. Il morale nello spogliatoio com'è dopo la sconfitta? No, buono, la squadra ha reagito, stiamo lavorando bene, l'entusiasmo è ritornato, perché chiaramente dopo una sconfitta come quella di domenica qualcosina si lascia, però comunque abbiamo già ricominciato a rialzare la testa e sicuramente arriveremo domenica carichi per fare una grande partita. Un peccato perché davanti hanno perso anche domenica, è un'occasione persa per recuperare altri punti. Sì, ma al di là di questo noi dobbiamo guardare la nostra strada e credo che sarà importante cercare di fare domenica un'ottima prestazione, e poi senza mai pensare a quello che fanno gli altri, perché poi appunto, come dicevo prima, i risultati non sono mai scontati e quindi ci possono essere sorprese ogni domenica. Cristian Longobardi, mi sono rivisto le immagini lunedì della partita e continuo a non capacitarmi di come avete perso. Dominato tutta la partita e com'è finita? Non te ne capaciti tu, pensa a noi come possiamo aver assorbito. Lunedì sicuramente è stato una brutta giornata, è dura assorbire, però insomma da martedì ci siamo rimessi in campo e sappiamo che, ripeto, prendiamo quello che bisogna, che c'è di positivo, insomma, da mettere in campo domenica, ci sarà ancora più rabbia, ecco. Possiamo dire che avete lasciato i 3 punti appesi a quel palo sfortunato che hai preso tu. Sicuramente in partite come quelle, quando non riesci a sbloccarla, col passare dei minuti diventa tutto più difficile. La nostra pecca è stata quella, oltre al fatto che non riusciamo a rubare le partite, questa è la verità. Le nostre vittorie passano sempre attraverso prestazioni molto positive, e invece quando lotti per qualcosa di così importante, qualche partita bisogna anche rubacchiarla. A noi quest'anno è riuscito veramente poco, e dobbiamo colmare anche questa lacuna qui. Ecco, non si può sempre vincere convincendo, facendo prestazioni sopra le righe, qualche volta bisogna riuscire a badare al sodo. Ecco. Domenica si va a Savona, potrebbe essere la volta buona, come dicevi tu, rubare la partita, ma dai 3 punti sarebbero fondamentali. No, ma come dicevo, ribadisco, metteremo ancora più rabbia in campo per quello che ci riguarda, per cercare di cancellare quella che è stata una giornata completamente storta. Ecco, ancora siamo padroni del nostro destino, e quindi vogliamo credere in qualcosa di positivo, partendo da partita in partita, ecco, senza fasciarci la testa su quello che verrà dopo. Savona è una bella partita da giocare, io penso che vorremmo essere tutti in campo domenica, quindi aspettiamo con impazienza, insomma, questa trasferta. Si è parlato un Savona che vede un periodo nero, quindi magari domenica cercherà di rifarsi, sarà veramente una partita tosta domenica. Sì, ma come dico sempre, noi guardiamo in casa nostra. Se il Bassano si comporta da squadra, e vediamo anche insomma, di essere un po' più pratici e badare, magari anche meno belli, però l'importante è che si portino a casa i punti.